5 anfore cilindriche di produzione africana, databili tra la fine del V ed il VII secolo d.C., piccoli sarcofagi che custodiscono scheletri in ottime condizioni di 4 adulti ed un bambino. È la prestigiosa scoperta avvenuta nei giorni scorsi durante i lavori di scavo in una vasca a San Leone, nell'area della foce del fiume Acragas. La scoperta è abbastanza importante e si inquadra nell'ambito appunto dei dati che già conoscevamo circa appunto la topografia dell'Emporion, dell'antica città di Agrigentum. Il settore di necropoli si riferisce quindi al periodo tardo-imperiale bizantino, periodo per cui abbiamo anche la fortuna di possedere una fonte scritta che è la vita del vescovo Gregorio di Agrigento, cioè colui che trasformò il Tempio della Concordia in chiesa cristiana, che è una fonte interessantissima perché tra i luoghi chiave descritti appunto nella vita di Gregorio c'è appunto l'Emporion della città. Un'area, quella portuale, che all'epoca era una zona commerciale di notevole importanza. E la foce del fiume è il luogo più importante dove appunto approdavano le navi sin dal momento della fondazione della polis greca nel 580 a.C. Viene realizzato questo Emporion, che è appunto il luogo dove approdavano le navi, e di questa fase rimangono anche le sepolture che si trovano sulla sponda destra del fiume. Invece le testimonianze risalenti al periodo tardo-antico e bizantino le abbiamo ritrovate sulla sponda sinistra del fiume. Grande soddisfazione ha espresso per la scoperta la soprintendente di Agrigento, Caterina Greco. Ogni occasione di rinvenimento accresce le nostre conoscenze e ci dà la possibilità di intervenire in un contesto, come dire, che ormai è profondamente antropizzato, ma poter recuperare brani di lettura archeologica e storica è sempre di grande interesse. Questo pezzo di necropoli tardo-antica, diciamo che in antico proprio sorgeva lungo la riva sabbiosa della costa, ci dà la possibilità anche di aprire uno squarcio su un aspetto dell'archeologia agrigentina che magari è meno conosciuto e che però è assolutamente importante, di transizione tra il grande momento classico romano e poi il Medioevo.